Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro. Oggi vogliamo fare un piccolo sondaggio perché abbiamo letto un articolo sulla Voce di Rovigo, che è il giornale di riferimento per noi, dove l'assessore al lavoro Donazan dice non si trovano nel settore ristorazione cuochi, camerieri eccetera, e poi fa un'affermazione abbastanza impegnativa: i giovani non hanno più voglia di mettersi in gioco e di fare sacrifici. Per fare questo vogliamo sentire un piccolo sondaggio, proprio non assolutamente scientifico, per capire se nel sentimento comune c'è quest'idea oppure è un'affermazione abbastanza impegnativa ed azzardata. Andiamo. Allora, rappresentante dei giovani dicono: i giovani, premessa, non si trovano camerieri, non si trovano cuochi, e qualcuno ha affermato, in particolar modo l'assessore al lavoro della regione, i giovani non hanno voglia di lavorare. Secondo te? Beh, non è proprio così. Cioè, secondo te non vanno a fare quel lavoro lì per il sacrificio, per il sabato e domenica, e anche forse per la paga misera. Brava. Che hanno mensilmente, soprattutto penso per quello. Cioè dici, se li pagassero di più? Forse sì, un pochino di più si troverebbero. Allora dicono che non si trovano camerieri nei ristoranti eccetera. Secondo voi, qualcuno ha affermato, perché i giovani non hanno voglia di lavorare? O è perché, secondo voi, perché? Perché che piace andare più a spasso, perché fare il cameriere è un sacrificio. E non può essere che magari li pagano meno, cioè prendono poco? Le cifre, ma secondo è una vita con gli orari che altri va a divertirsi e lui deve lavorare. Ma lei, se fosse giovane, farebbe il cameriere? No, vedi? Si vede che sono uno che mi piace servire. Però è in ogni caso un lavoro faticoso. Gli altri vanno a divertirsi e tu lavori. Ma i giovani non hanno voglia di mettersi in gioco. Secondo te è perché non hanno voglia di lavorare o perché? Mica voglia di lavorare. Non è colpa del reddito cittadino. No, anche quello, ma mica voglia di lavorare. Ciò che fa fare andare a lavorare chi c'ha per iscritto. La gioventù al giorno d'oggi ha tutto subito. Allora, voi che siete tra la gioventù e intermedi, lo faresti il cameriere? Cameriere? Certo, se ho bisogno di lavorare, bisogna lavorare, sì. Anche in forno qua non riesce a trovare gente che vada a fare il pane perché tirano il reddito cittadinanza, chi glielo fa fare? Ormai manca proprio lo spirito del sacrificio. Tu lo faresti? Beh, io sinceramente sono più di 20 anni che lavoro e quindi i sacrifici per me sono... Li hai già fatti, li stai facendo? Non ho mai età. E quanti anni hai tu? 38. E quindi tu pensi che la generazione dopo della tua, che i ventenni, è cambiato un po' di cose? Esatto. Già riferito, guardando la mia età praticamente, guardando l'età mia e guardando la gioventù non trovo similitudini. Ah, dici che c'era proprio un altro approccio verso il mercato del lavoro e altro. Esatto. Non si trovano camerieri, non si trovano cuochi eccetera. Secondo te perché? Perché è un lavoro di sacrificio, perché è un lavoro che non vogliono più fare nessuno, perché prendono troppo poco stipendio, o perché i giovani non hanno voglia di lavorare? Mi metti in crisi. Un po' questi fattori insieme. Non lo so cosa non so. Tu lo faresti comunque il cameriere e il cuoco? Considerando il sabato il cuoco impegnato? Lo faccio già. Ah sì? Sì, mi diletto a casa mia. Non ti so però farlo dire. Per lavoro che implica sabato e domenica impegnati eccetera. Guarda, ci io ho penseresti? 37 anni che lavoro e ci vado volentieri per forza. Se vuoi ti rispondo, mio figlio è cuoco e fa il pizzaiolo, ma qua non prende poco, è un lavoro di sacrificio e prende poco. Cioè tu dici che una variante perché la gente non si avvicina è perché prendono poco? Sì. Ma questo, siccome c'è un'affermazione da parte dell'assessore del lavoro della regione Veneto, Donazan, quindi non proprio l'ultima arrivata, la domanda è questa: non è che non sappiano bene com'è il mondo del lavoro e non sappiano bene com'è? Lui è 4 anni che fa il pizzaiolo, diplomato, però prende poco, lo fa, però prende poco. Quindi non è detto che i giovani non hanno voglia di lavorare, No. hanno voglia di lavorare, però... Non è vero Ecco qua, mini sondaggio finito, che dire? Naturalmente pareri come sempre contrastanti, però
effettivamente viene fuori sulle interviste che abbiamo fatto, anche su quelle che non hanno voluto che pubblichiamo per questioni di privacy o altro, che non è vero che i giovani non vogliono mettersi in gioco e non vogliono lavorare, è che il settore alberghiero è un settore impegnativo che implica per un giovane dover sacrificare i sabati e le domeniche, ma non solo, e questo è venuto fuori quasi in tutte le interviste, le paghe non sono adeguate e quindi meditiamo, gente, meditiamo. Vi saluto, ciao ciao!